Stegista morto a 18 anni, ho pianto per Giuliano, dice la mamma di Mattia Battistetti, l'operaio 23enne morto nell'aprile 2021 a Montebelluna. I nostri ragazzi sono lasciati soli, la denuncia. Stamane intanto vertice nazionale della CGIL indetto da Maurizio Landini in Veneto, i sindacati pronti ad azioni di protesta, va rivisto il sistema tra istituti scolastici e aziende. Ceggia sconvolta per la morte del 18enne, il papà di Giuliano, il mio mondo è finito, il dolore della comunità, il ricordo della preside, voleva fare l'ingegnere. A Pollina il sindaco trova una siringa conficcata in una panchina dove giocano i bambini, la rabbia del primo cittadino, varchi elettrificati. Dopo 2 anni di stop causa Covid, domani torna il raduno della Lega Pontida, il Carroccio tenta di ritrovare l'unità, ma numeri dimezzati rispetto all'edizione 2019. Al via a Treviso, la 2 giorni di sport senza barriere, i giovani hanno potuto cimentarsi in diverse discipline e insegnare loro i campioni diversamente abili. Il ritorno della neve sulle montagne bellunesi, fiocchi anche sulla Marmolada, ma i gestori degli impianti di risalita avvertono con i rincari alle stelle molti non apriranno. Singolare intervento di recupero della Polizia Provinciale a Belluno, un falco pellegrino è piombato in piazza per catturare un piccione. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali i fatti di ieri di Noventa di Piave, la tragedia che è costata la vita a un 18enne stegista. Perché c'è la reazione dura, preoccupata, emozionante per certi versi della mamma di Mattia Battistetti, l'operaio 23enne morto nell'aprile del 2021 a Montebelluna, una dinamica molto simile. Questi poveri ragazzi spesso vengono lasciati soli, dice la mamma di Mattia, che domani sarà in presidio davanti alla fabbrica di Noventa di Piave. È stata quella di un pianto disperato, perché ogni volta che succedono questi drammi ricollego al dramma che è successo a noi. E ho pensato subito a questo giovane ragazzo, 18 anni, che ha lasciato la sua vita ancora prima di intraprendere un lavoro. Ho pensato alla sua famiglia e ho pensato che è tanto duro andare avanti per tutti. Come gettare sale su una ferita che non si rimargina, che non si può rimarginare. Davanti alla tragedia del 18enne Giuliano De Seta, morto travolto da una pesantissima lastra di ferro in un'azienda di Noventa di Piave, Monica Michelin è ripiombata in quel maledetto 29 aprile 2021, quando suo figlio Mattia Battistetti, 23 anni appena, perse la vita in un cantiere di via Magellano a Montebelluna. Simile la dinamica, Mattia venne schiacciato da un carico di impalcature che si trovava agganciato a una gru. In attesa dell'apertura del procedimento, il 26 gennaio 2023 in tribunale a Treviso per omicidio colposo, Monica con il marito Giuseppe e la figlia Anna hanno intrapreso una battaglia per la sicurezza sui luoghi di lavoro che riguarda anche i percorsi di alternanza e di stage. Questi poveri ragazzi vengono buttati nei cantieri, vengono proprio senza nessuna formazione, senza nessuno che gli dia una mano, che li segua. Perché? Perché per il dio denaro bisogna produrre, produrre e produrre. Questa è la parola chiave. Non interessa sicurezza, non interessa vita umana, l'importante è produrre, che ci siano soldi e guadagno. Anche per questo la famiglia Battistetti nelle prossime ore sarà a Noventa per il presidio indetto da Unione Popolare con Luigi De Magistris. A noi non interessa la politica, dice Monica, ma sono tra i pochi che non ci hanno abbandonato. Noi avevamo la casa piena di gente appena è successa la tragedia. Tutti erano disposti ad aiutarci, chi faceva borse di studio per Mattia, chi organizzava gli ingressi nelle scuole. Sono spariti tutti e la nostra battaglia, la nostra croce ce la stiamo portando avanti da soli o con pochi che ci aiutano. E da sabato prossimo in Biblioteca Comunale a Montebelluna si aprirà una mostra proprio in memoria di Mattia, aperta a tutti fino al 9 di ottobre. Sarà un modo per riflettere sulle morti bianche, ancora tante, troppe, e rivolgere un pensiero anche a Giuliano, l'ultima vittima di una strage che non deve rimanere silenziosa. Il collegamento è sempre a mio fratello, che purtroppo di troppo tempo non c'è più. E penso anche ai familiari di quell'altra persona, di quell'altro ragazzo che soffrono come noi
e tutte le persone che comunque purtroppo hanno il nostro stesso dramma. Annunciano una nuova stagione di mobilitazione proprio sui temi della sicurezza sul lavoro i sindacati, non solo in Veneto. Maurizio Landini ha convocato una riunione d'urgenza a livello nazionale perché questo tema, che già era all'ordine del giorno in maniera forte delle nostre attività, lo è diventato ancora di più. La mattina dopo l'incidente costato la vita a Giuliano De Seta durante uno stage scolastico in un'azienda di Noventa di Piave, la CGIL nazionale ha convocato d'urgenza un vertice per decidere una presa di posizione forte che dopo un confronto con CISL-UIL dovrebbe sfociare già nei prossimi giorni in un'azione di protesta concreta. In queste ore il rapporto sulla morte dello studente 18enne stilato dai carabinieri di San Donà di Piave e dai tecnici dello Spisal sta per essere trasmesso alla Procura di Venezia. L'area dell'incidente rimane sotto sequestro, mentre gli inquirenti stanno svolgendo ulteriori accertamenti e ascoltando i dipendenti presenti in azienda al momento della tragedia. Noi abbiamo bisogno di qualificare le aziende in cui i ragazzi vanno a fare alternanza scuola-lavoro. Dobbiamo qualificarle e certificare la qualità di queste imprese e della salute e sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro. Dobbiamo farlo, dobbiamo anche lavorare sui tutor aziendali perché diano un supporto vero, e poi dobbiamo ricordare che l'alternanza non è lavoro. I ragazzi non possono essere lasciati soli a lavorare su macchinari, a lavorare con dei materiali pericolosi. La scuola veneta è in lutto, ha detto la direttrice dell'ufficio scolastico regionale Carmela Palumbo, e si stringe forte in un abbraccio con la mamma, il papà e il fratellino di Giuliano. Intanto in mattinata a Roma un centinaio di studenti ha partecipato indossando dei caschi da lavoro ad un flash mob di protesta indetto dalla rete degli studenti medi davanti al Ministero dell'Istruzione. Pensavamo che le morti di Lorenzo Parelli e di Giuseppe Lenocci fossero sufficienti a riaprire una discussione seria sulla sicurezza e sul rapporto tra scuola e lavoro, hanno affermato. Così non è stato. Un'azione di protesta analoga si è svolta anche a Mestre, all'incrocio tra via Sansovino e via Forte Marghera, davanti all'ufficio scolastico regionale, organizzata dal Fronte della Gioventù Comunista e dagli studenti delle superiori. Dobbiamo capire quali iniziative per far tornare questo tema all'ordine del giorno. Io credo che non sia sufficiente il comunicato, la denuncia, dobbiamo confrontarci e fare azioni concrete per cambiare le cose. Stiamo ragionando, appunto con CISL-UIL ci confronteremo nei prossimi giorni, sicuramente ci saranno anche azioni di protesta. Ma riavvolgiamo il nastro e torniamo al pomeriggio di ieri. Papà ha detto che il suo mondo è finito. Papà Enzo e mamma Antonella si sorreggono l'un l'altro davanti ai cancelli dell'azienda di Via Volta, ma il peso da accettare è troppo. Non si può concepire una disperazione così forte. Giuliano De Seta non c'è più, travolto da una lastra di metallo di 2 tonnellate. Giuliano che amava la vita, Giuliano che voleva prendere la patente, Giuliano che frequentava il 5º anno all'ITIS Da Vinci di Portogruaro e ai 18 anni appena compiuti cercava già il suo futuro lavorativo. 5° giorno di stage alla BC Service di Noventa di Piave, impresa che si occupa di manutenzione e lucidatura stampi e che qualche anno fa aveva sede nel Trevigiano prima di trasferirsi in Veneto orientale. Poco dopo le 17, quel rumore e quelle urla. Giuliano si trova da solo in un'area dell'azienda quando la lastra, per cause tutte da accertare, gli cade addosso durante un'operazione di spostamento della pesante struttura, scivolata da un cavalletto. 2 tonnellate sulle gambe, le grida strazianti, l'allarme, i soccorsi del SUEM, ma il 18enne spira poco dopo. Carabinieri, Spisal, Vigili del Fuoco, il via vai del dramma. Poi mamma e papà, sconvolti, affidano a un avvocato, amico di famiglia, le prime parole per ricordare Giuliano. È un ragazzo amabile, amato da tutti, aveva un sacco di amici. La famiglia chiede che venga ricordato per come è sempre stato ricordato da tutti quanti, cioè come un bravo ragazzo, un ragazzo a cui tutti volevano bene. Tante risposte da accertare da parte degli inquirenti, dalle fasi dell'incidente alla presenza del ragazzo in quel momento durante un'operazione che poteva comportare rischi. Per ora resta una sola drammatica certezza che apre a una riflessione urgente. La scuola alternanza lavoro è come l'apprendistato che dovresti guardare il tuo collega che lavora, invece non è così. Quindi questa cosa la dobbiamo sicuramente cambiare tutti quanti insieme, perché oggi è capitato questo, ma domani io ho una ragazza di 17 anni e una di 13, e voi siete sicuramente genitori anche voi.
Non si può più andare avanti così. Qua non lo so che cosa è successo. So solo che un ragazzo di 18 anni non torna a casa. Questo non va bene. Giuliano De Seta come Lorenzo Parelli, l'altro 18enne stagista vittima del lavoro nel gennaio scorso in un'azienda di Lanuzzacco in Friuli. Volti di ragazzi tra le croci di un cimitero sempre più grande. Industria 4.0 a che cosa serve se alla sera non arriviamo a casa? E sotto shock è l'intera comunità di Ceggia. Ho incontrato la mamma e i familiari, il papà è occupato in questo momento per motivi burocratici. L'ho portato il cordoglio da parte dell'amministrazione, di tutti i cittadini, dei suoi amici, della comunità di Ceggia tutta. È un sindaco sotto shock, affranto dal dolore, quello che torna dallo straziante incontro con la famiglia di Giuliano De Seta. Sta imparando a muoversi nel mondo del lavoro tramite la scuola, quindi è una cosa che ci lascia perplessi e ci fa anche pensare, insomma, su questi meccanismi. Giuliano era iscritto al 5º anno presso l'Istituto Tecnico Da Vinci di Portogruaro, indirizzo elettronica. Il suo sogno nel cassetto era diventare ingegnere, racconta, raggiunta al telefono il dirigente scolastico Anna Maria Zago. Aveva grandi progetti, appassionato di tecnica, di quello che stava studiando. Come possiamo, c'è che parole, non ci sono parole se non esprimere proprio la nostra vicinanza alla famiglia e il dolore di tutta la scuola, la vicinanza ai compagni di classe. Oggi serrande abbassate nella casa di Via Bosco, qui a Ceggia, dove Giuliano era nato e viveva con il fratello più piccolo, mamma Antonella e papà Enzo. Famiglia che chiede alla stampa di rispettare questo incommensurabile dolore. Famiglia che dopo un anno di travaglio si era appena ripresa da un altro dramma, quello di un gravissimo incidente stradale cui Giuliano era scampato prendendo un volo aereo. Gli staremo vicini come comunità e cercheremo di guardare il futuro nel ricordo di Giuliano. Questo posso dire che la comunità di Ceggia sarà vicina alla famiglia come lo è l'amministrazione, come siamo tutti, come i suoi amici. E mentre anche il sindaco di Ceggia torna a chiedere una modifica del progetto PCTO con cui gli studenti si affacciano al mondo del lavoro. L'ambiente industriale è un ambiente potenzialmente pericoloso, i rischi ci sono sempre dietro l'angolo, quindi il controllo dovrà essere magari potenziato. A Portogruaro il Da Vinci si sta già mobilitando nel ricordo di Giuliano. I rappresentanti degli studenti mi hanno chiesto che vorrebbero organizzare anche poi delle iniziative proprio in memoria, iniziative che insomma condivideremo, sentiremo anche insomma il desiderio della famiglia. E in un video che è stato proiettato all'interno di un'importante iniziativa, il Collegio Vescovile Pio X di Treviso si è ricordata la piaga degli incidenti sui luoghi di lavoro e si è ricordato Lorenzo Parelli, di cui abbiamo parlato poco fa. È una cosa incredibile da pensare che uno debba morire nel nostro paese a quest'età lavorando con degli accordi rispetto con la scuola, quando dovevano stare a scuola, e morire in questo modo non è concepibile. La morte è quella di Lorenzo Parelli, 18 anni, di Udine, schiacciato da una putrella. Anche lui era in alternanza scuola-lavoro e il suo caso è richiamato nel video Distruzione, uno dei 4 realizzati dagli studenti trevigiani per la scuola di reportage Goffredo Parise. La proiezione al Collegio Pio X di Treviso. Delle lacune della scuola italiana si sono occupati gli studenti del Duca degli Abruzzi, mentre quelli del Berto di Mogliano hanno trattato i mali oscuri acuiti dalla pandemia. Tra il febbraio 2020 e il febbraio 2021 i casi di disturbi alimentari negli adolescenti sono aumentati del 30%. Un'epidemia nell'epidemia. Ho una compagnia fantastica che mi ha sempre sostenuto dal primo momento. Ho detto, bene ragazzi, scusate, ma io non riesco a venire stasera a cena perché se ho un piatto di pasta davanti mi metto a piangere.
Gli studenti del liceo Da Vinci hanno invece fatto una ricognizione del patrimonio artistico e culturale delle ville venete non sempre adeguatamente valorizzato, mentre nel lavoro dei ragazzi del Pio X si parla di analfabetismo funzionale. Nella società di oggi è uno stigma sociale perché impedisce a una grande fetta di popolazione di fatto di avere pensiero critico. Parte appunto dalle scuole e quindi dalla nostra istruzione, poi evidentemente è una cosa che si espande un po' appunto in tutti i livelli della nostra società. Nel futuro avrà delle conseguenze davvero devastanti perché le persone non avranno più una loro opinione, le persone verranno manipolate da chiunque possa avere un'opinione propria. C'è qualcosa che l'ha colpita in particolare di questo lavoro, di questo percorso? Ma intanto la profondità che tutti i ragazzi hanno dimostrato nel proporre le tematiche che poi hanno sviluppato. Le interviste che loro hanno fatto, i dati che hanno riportato sono sconcertanti e sarebbe bello, auspicabile che questi lavori che hanno fatto potessero essere un patrimonio di cui tutti noi adulti usufruiamo. Sono reportage di grande qualità. Il 24 settembre, cioè sabato prossimo, presenteremo nel corso della cerimonia di premiazione al Teatro Comunale di Treviso il reportage vincitore dei messi in campo dai ragazzi. E continuiamo a parlare di giovani sotto un'altra ottica. È stato un altro sabato pomeriggio di controlli in centro a Treviso per prevenire il fenomeno delle baby gang e del disagio giovanile più in generale. Circa 300 i ragazzi arrivati in centro città verso le 15 che poi si sono sparpagliati in giro per le vie del centro. Non abbiamo riscontrato nessun episodio anomalo, i ragazzi si sono comportati civilmente e in maniera educata, ha affermato poco fa il comandante della polizia locale Andrea Gallo, polizia locale che ha operato accanto a questura e carabinieri in quelli che ormai sono stati definiti come maxi pattuglioni, composti cioè da personale misto delle varie forze dell'ordine. I flussi sono stati monitorati anche attraverso il capillare sistema di videosorveglianza. Al momento non sono state elevate sanzioni, ma contro il fenomeno delle baby gang sono schierati anche gli operatori commercianti. È importante fare rete, è fondamentale, non rimbalzarci la colpa uno contro l'altro, tutti stanno facendo del proprio meglio, il fenomeno lo si affronta tutti insieme e probabilmente tutti insieme lo risolviamo. Baristi e gestori di locali non possono trasformarsi in controllori, l'onere di arginare il crescente abuso di alcol tra i giovanissimi va condiviso con istituzioni, forze dell'ordine e famiglie. Dania Sartorato, presidente FIPE Confcommercio, sottolinea come da anni l'associazione di categoria lavori sul fronte della prevenzione, ma agli associati è stato in queste ore anche ricordato che in caso di somministrazione di alcol a minori di 18 anni e ancor più a minori di 16 le conseguenze sono molto pesanti. Preso atto di questo, gli esercenti sono fin troppo esposti. Non può essere un problema che ricade esclusivamente su una categoria dei pubblici esercizi, perché questo è evidente che noi siamo l'ultimo degli anelli, ma è un fenomeno, quello poi esploso nel post pandemia, ma che trova le radici molto prima della pandemia, in fenomeni sociali veri e propri che coinvolgono i giovani, molto spesso anche giovanissimi, nel consumo di alcol non appropriato. Ragazzi che riescono ad aggirare anche le norme, mandando magari l'unico maggiorenne del gruppo ad acquistare gli alcolici. Noi siamo obbligati a chiedere la carta d'identità in caso di dubbi sull'età, e però poi fuori dalle porte dei nostri locali consuma o può consumare con dei minori. In questo caso è evidente che serve una rete, non è soltanto il pubblico esercizio che pure si fa carico di un problema, ma anche umano, anche morale, ma serve la collaborazione con appunto le aziende sanitarie, con le famiglie, con le scuole, le forze dell'ordine, con cui comunque già si collabora a pieno con tutte, e anche con le amministrazioni dove i sindaci stanno svolgendo un lavoro, va questo evidenziato veramente con determinazione e con anche impegno proprio in queste settimane in particolare.
E c'è un caso concreto che arriva da Follina, dove il sindaco ha trovato una siringa conficcata in una panchina dove giocano i bambini. Chiuderò l'area di notte, dice, e non esclude di elettrificare le reti. I parchi sono diventati mete preferite di spacciatori e assuntori di stupefacenti, parchi dove di giorno vanno a giocare i bambini. A Follina è lo stesso sindaco Mario Collette che gira fra le aree verdi per verificare che tutto vada bene. Ieri al parco comunale Whitfeld ha trovato una siringa conficcata in una panchina. Questa mattina ha scritto un post sul suo profilo Facebook: ho trovato un pandemonio creato probabilmente giovedì sera, salami, pane, 4 o 5 birre ancora da aprire ed una siringa conficcata nello schienale di una panchina. Una mamma mi ha riferito che era stata trovata da un bambino nel pomeriggio di ieri ed aveva cercato di mettersi in contatto con il comune, ma data l'ora non c'era più nessuno. Lo sdegno del primo cittadino che ora sta pensando a delle soluzioni: chiudere il parco nelle ore notturne, ma il rischio è che saltino il cancello, oppure chiudere il parco elettrificando gli ingressi. Il sindaco, fra l'altro, ha fatto richiesta di usufruire di un bando per ottenere dei fondi e mettere un impianto di videosorveglianza sull'intero territorio comunale. Non solo, nei pressi del parco è stata posizionata una fototrappola. Adesso, dice, controlleremo se quella sera si è riuscita a catturare qualche dettaglio per risalire all'identità dei responsabili. Ed ancora, questa volta a Pieve del Grappa, nel parchetto di via San Pancrazio, i carabinieri hanno fermato alcuni giovani a bordo di un'auto. Si trattava di 3 cittadini di nazionalità marocchina, uno dei quali, un 19enne individuato come il presunto spacciatore, trovato in possesso di dosi di cocaina e hashish e 900 euro in contanti. Il giovane è stato deferito in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli altri 2 soggetti, controllati, un minorenne ed un 30enne, trovati in possesso di ridotti quantitativi di droga, sono stati segnalati all'autorità amministrativa. Ed ancora a Conegliano, controlli a tappeto da parte della polizia. Numerosi sono stati gli interventi per consumo di sostanze stupefacenti e sequestri di droga. Denunce e sequestri sia in centro a Conegliano che nelle zone limitrofe. Lutto nel mondo della politica trevigiana e nella Lega in particolare per la morte di Cinzia Uliana, spentasi stanotte a 61 anni all'hospice Casa Antica Fonte di Vittorio Veneto, dove si trovava ricoverata per un male incurabile. Militante del Carroccio, era stata candidata a sindaco di Collumberto nel 2019. In precedenza aveva ricoperto il ruolo di assessore all'agricoltura e alle attività produttive dal 2009 al 2014 durante l'avventura amministrativa di Giuseppe Donadelli. In queste ore numerosi messaggi di cordoglio sui social. I funerali martedì alle 15 nella chiesa parrocchiale di Anzano di Cappella Maggiore. Lega in lutto, ma Lega anche in fermento inevitabilmente per questo ultimo scampolo di campagna elettorale, guardando a Pontida, al raduno di domani, dove i numeri appaiono al momento dimezzati, ma rassicurazioni precise arrivano da un esponente della Lega trevigiana, l'onorevole Paolin. Domani Pontida sarà un ritornare ai valori della Lega, sarà una Pontida di ripartenza. Dopo 2 anni di stop a causa delle restrizioni legate al Covid, domani il Prato di Pontida tornerà a fare da sfondo allo storico raduno della Lega. Un appuntamento a ridosso del voto del 25 settembre che per molti potrebbe essere il termometro che misurerà lo stato di salute del partito di Salvini. Siamo sotto attacco, nel senso che tutti ce l'hanno con la Lega. Che sarà un'edizione diversa rispetto all'ultima del 2019, lo dicono anche i numeri della vigilia. Se allora dal Veneto furono un centinaio i pullman in viaggio verso il piccolo comune della Bergamasca, quest'anno se ne contano circa la metà. Si punta sulle adesioni dell'ultimo minuto e su chi arriverà con mezzi propri. Certo è che gli occhi di molti saranno puntati su quel prato, con l'incognita maltempo a pesare sull'evento. Il meteo ci darà qualche problema, ma secondo me il prato sarà pieno. La risposta dei militanti e dei nostri elettori sarà importante. Per l'onorevole Paolin, l'edizione di Pontida di quest'anno segna uno spartiacque tra gli anni passati e il futuro. La fine del Covid, la fine, mi auguro, di questa stagione dei governi tecnici che ha prodotto tanti disastri. Serve
un governo politico che affronti i problemi, che prenda delle decisioni e se ne assuma le responsabilità. Un nuovo governo che dovrà affrontare importanti sfide, una su tutte quella del caro energia, alla quale ieri il governo Draghi ha dato una nuova risposta nel decreto aiuti ter, per Paolini però insufficiente. Bisogna intervenire, a mio avviso il governo dovrà farlo, probabilmente ancora questo governo prima dell'insediamento del nuovo governo dovrà intervenire perché la situazione è drammatica, cioè i costi faranno chiudere le aziende e metteranno sul lastrico le famiglie. Quindi 150 euro sono una misura veramente, vorrei definirla ridicola. Intanto la CGIA di Mestre in uno studio quantifica in 35 miliardi di euro l'investimento in termini di sostegni che il prossimo esecutivo dovrebbe mettere in campo per aziende e famiglie. Per quello noi chiedevamo lo scostamento di bilancio, cioè noi siamo in un'economia di guerra e dobbiamo affrontare la situazione restando nell'economia di guerra, cioè prendendo dei provvedimenti che creeranno nuovo debito ma che ci permetteranno di rimanere vivi. Autonomia sganciata dal presidenzialismo e riforma del reddito di cittadinanza a favore delle politiche attive del lavoro, soprattutto dei più giovani. Ne ha parlato ieri sera a Treviso, a margine della presentazione del suo libro Intervista, Luigi Brugnaro. Punto a comunicare ai veneti che è importante che questa volta votino bene, votino noi moderati, siamo una delle 4 forze del centrodestra, vinceremo le elezioni, il centrodestra vincerà. È importante che i veneti stavolta contino a Roma perché ci hanno imbrogliato troppe volte, cioè noi votiamo in fiducia, abbiamo chiesto l'autonomia, sono 5 anni che l'aspettiamo, non arriva. Per Luigi Brugnaro quella dell'autonomia resta la madre di tutte le battaglie, anche per questo non va subordinata ad altre riforme istituzionali come quella del presidenzialismo. Il messaggio agli alleati, soprattutto a Fratelli d'Italia, è chiaro. Adesso qualcuno pensa che dobbiamo mettere al paio del presidenzialismo. Io sono d'accordo sul sindaco d'Italia, però lì ci vuole una riforma costituzionale. Invece l'autonomia è un passaggio che è molto più avanti, più del 90% di veneti la vogliono, per cui noi moderati punterà tantissimo sulla difesa degli interessi del Veneto. Concetto che il sindaco di Venezia e presidente di Coraggio Italia, forza che per la prima volta si presenta alle politiche, ha ribadito a Treviso a margine della presentazione del libro Intervista: ci giudicheranno i bambini. Proprio le nuove generazioni sono il cruccio di Brugnaro, a loro dovrà essere destinata buona parte delle risorse ora previste per il reddito di cittadinanza. Lo dico ai ragazzi che lo prendono il reddito di cittadinanza, vi stanno dando la droga, vi stanno facendo uscire dal mercato del lavoro. Oggi costa 10 miliardi il reddito di cittadinanza, 3 lasciamoli proprio per questa gamba della solidarietà che abbiamo sempre detto che era giusta. Gli altri 7 miliardi invece che avanzano, diamoli ai giovani, li diamo a tutti i giovani sotto i 30 anni, che si mettano in proprio, che facciano i professionisti o gli imprenditori, gli facciamo tasse zero, le paga lo Stato con quei 7 miliardi. Ai ragazzi che hanno un lavoro dipendente sotto i 30 anni, i contributi li paga lo Stato con quei 7 miliardi e quei contributi li lasciamo nella loro busta paga perché gli aumentiamo il reddito. Inevitabile a questo punto l'appello proprio ai più giovani. I ragazzi che non vogliono andare a votare, dico, ragazzi, bisogna andare a votare perché è la nostra libertà, la nostra democrazia. Italexit invece si concentra, lo ha fatto oggi nel corso della nostra prima edizione, sul caro bollette e chiede urgentemente uno scostamento di bilancio. Voi sapete che il pareggio di bilancio inserito in Costituzione è una norma palesemente di impianto neoliberista, serve a sottrarre ulteriore sovranità agli stati che fanno parte dell'Unione Europea. Noi siamo assolutamente contrari, tant'è vero che nel nostro programma uno dei punti cardine sulle battaglie che faremo, se riusciremo a entrare in Parlamento superando la soglia del 3%, sarà proprio quella di eliminare questa norma omicida per aziende e imprese che non riescono evidentemente a usufruire di politiche espansive che in Italia non ci sono, perché dovendo andare a pareggio di bilancio lo Stato non può attuare questo tipo di politiche a vantaggio del tessuto socioproduttivo. Se lo scostamento di bilancio non sarà consistente, non sarà vibrante entro la fine dell'anno, molte imprese non riusciranno a coprire i costi, e tant'è vero che molte di queste aziende hanno già cominciato a minacciare cassa integrazione, sono pronte a mettersi su quel sistema
di contenimento. Questo secondo me non è fare economia per il proprio paese, è legittimare un neoliberismo finanziario che favorisce soltanto i mercati internazionali della finanza. Pubblicità fra poco. Di nuovo in diretta per andare a San Zenone degli Ezzelini, dove oggi è stato inaugurato il nuovo municipio. Si riparte con la riqualificazione, la ristrutturazione del municipio. Oggi lo inauguriamo dopo gli avvenuti lavori ed è davvero un momento importante perché ripartiamo proprio da qui anche per la riqualificazione di tutto il nostro centro, perché da qui ripartiranno anche i lavori della riqualificazione della parte sud, della parte nord, di tutto il centro di San Zenone. Per cui è davvero questo un momento importante nel quale diamo il via a un nuovo momento per la nostra comunità. È una San Zenone degli Ezzelini in festa quella che partecipa all'inaugurazione del nuovo palazzo comunale che porta in dote anche il ritorno a casa della sala consiliare. Lasciati gli spazi in Barchessa di Villa Rubelli, la nuova sala è stata intitolata a Pier Giorgio Rebesco, scultore e pittore di altissimo spessore, proprio nel palazzo comunale messo in sicurezza e riqualificato. Diciamo che l'ho presa molto a cuore questa ristrutturazione, diciamo che la vedo un po' come casa mia, come casa di tutti i nostri cittadini, per cui l'ho seguita passo per passo assieme ai tecnici, assieme a chi ci ha lavorato dietro, che sono davvero tantissime persone che dobbiamo sempre ringraziare, ed oggi quindi l'emozione è davvero grande. Per suggellare il momento si è tenuto un consiglio comunale nella nuova sala consiliare, ma l'amministrazione ha già lo sguardo puntato sui prossimi interventi che interesseranno il comune. Si tratta dell'area sud che era sempre stata abbandonata purtroppo, c'erano insomma delle situazioni da risolvere che stiamo pian piano sistemando e risolvendo. Abbiamo già preso un primo contributo per fare una nuova piazza che abbiamo detto che la chiameremo Piazzetta del Donatore e sarà proprio intitolata al donatore nel momento in cui verrà realizzata, e quindi si riqualifica tutta la parte sud, visto che adesso anche l'entrata del municipio non è più dalla parte nord ma è dalla parte sud, e dopo siamo in attesa, abbiamo già ricevuto il primo contributo e siamo in attesa che si risolvano le cose per fare proprio la rotatoria qui in centro a San Zenone e quindi risolvere anche il problema della viabilità del nostro centro. Tornando al nuovo palazzo municipale è stato anche introdotto un nuovo corpo scale e un ascensore che consente ora di accedere ai 2 piani superiori con facilità, in particolare per chi ha difficoltà motorie. All'ippodromo Sant'Artemio questo pomeriggio ha preso il via Sport Senza Barriere, l'iniziativa organizzata dall'associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi. Dal tiro con l'arco al calcio balilla, dal tennis tavolo al karate e allo judo ha preso il via Sport Senza Barriere. I giovani hanno potuto provare le diverse discipline sportive, un modo per avvicinare i diversamente abili allo sport e per coinvolgerli, per dare loro la possibilità di provare quelle emozioni che solo lo sport sa dare. Chiara aveva scelto equitazione, durante una corsa ha avuto un incidente, ma lei non si è arresa. Fortunatamente sono venuta a contatto con il mondo dello sport paralimpico. Mi si è aperto un nuovo mondo, ci racconta Chiara. Ho capito che lo sport prima di tutto è inclusione, cioè uscire di casa, conoscere e poi anche divertirsi, perché in base alla disabilità puoi anche scegliere lo sport, nel senso che negli sport paralimpici sono più di 50 e quindi ce n'è veramente per tutti. Io ho scelto il canottaggio dopo aver provato la vela e la bicicletta, perché ho detto vabbè, almeno se cado in acqua non mi faccio male. Chiara è arrivata alle Paralimpiadi di Tokyo. Patrizia ha invece scelto un'altra disciplina. Io tiro col compound perché mi è più confacente per la mia disabilità fisica, mi aiuta e mi sta aiutando tantissimo anche per la mia patologia oncologica attuale. Quando parla di questo sport le si illuminano gli occhi. È una disciplina che mette tutti sulla stessa linea di tiro. Io tiro con persone normodotate e tiro allo stesso centro,
allo stesso bersaglio e mi sento pienamente come loro. Fra loro il campione di pugilato Maurizio Stecca. Lo sport ti porta a credere di un benessere anche fisico, mentale eccezionale. Cioè non è che, anche se io insegno poi pugilato, non è che il ragazzo che insegno vada a picchiare in mezzo alla strada. Assolutamente, anzi, si sfoga più in palestra e sta calmo poi fuori. I campioni, ci dice Chiara, non sono quelli che vincono sempre, ma sono quelli che, nonostante le avversità che la vita ti mette davanti, hanno ancora il coraggio di mettersi in gioco. Andiamo adesso a Belluno. Nel bellunese, dove l'estate sembra davvero finita, con la prima neve sulle Dolomiti a partire dalla Marmolada, il calo delle temperature e le perturbazioni che si stanno susseguendo in queste ore hanno provocato la comparsa dei primi fiocchi. La quota neve è scesa fin sui 2000 metri, a tratti anche a quote inferiori. Secondo le rilevazioni dell'ARPAV, la neve è mediamente di 3 centimetri e solo oltre i 2500 metri, come a Cima Pradazzo, sopra Falcade, Ravalles, sopra Cortina, supera i 10 centimetri. Sottili strati si sono formati sui passi Falzarego, San Pellegrino, Fedaia e Pordoi, ma non ci sono stati problemi per la viabilità. E a proposito della neve caduta sulle montagne bellunesi, per Valeria Ghezzi, presidente dell'Associazione Nazionale Esercenti Funiviari, si tratta di una nevicata psicologica, ma a preoccupare per la prossima stagione invernale sono ovviamente gli aumenti dell'energia. Per affrontare il caro bollette credo che quest'anno la cosa migliore sarebbe veramente una bella nevicata nel mese di novembre, che ci metterebbe al sicuro dal dover fare tanta neve, perché questo sarà il problema del prossimo inverno. Ormai il costo dell'energia è fuori controllo e per far neve purtroppo ci vuole tanta energia. Guardi, io le faccio un esempio concreto fatto sulla mia azienda: 12.000 euro di bolletta nel luglio del 2021 sono diventati 36 nel luglio 2022. Il preventivo che abbiamo fatto è che un'azienda che oggi spende 300-400 mila euro di energia, domani ne va a spendere sul 1,2 milioni. Questo rischia di essere un problema per le stazioni più piccole, che veramente non avranno l'economicità sufficiente per aprire. L'impegno del prossimo inverno non è solo altissimo, tengo anche a dire che non va a riflettersi sul prezzo degli ski pass, perché saremmo fuori mercato se lo facessimo. L'aumento degli ski pass assorbirà, diciamo, l'inflazione, e neanche del tutto, perché abbiamo aumenti che si situano tra il 5 e il 10-12%, ma certamente non il prezzo dell'energia, che è aumentato in una percentuale che va dal 300 al 500%. Questi dunque i conti di ANEF. Vi mostriamo adesso invece delle immagini davvero significative e curiose. Rapace recuperato in Piazza dei Martiri a Belluno dalla polizia provinciale. Gli agenti sono stati chiamati perché un falco pellegrino aveva appena predato un piccione di città e lo stava consumando proprio sugli stone, tra gli sguardi curiosi dei passanti. In giornata di mercato gli agenti di Palazzo Piloni lo hanno catturato servendosi solamente di un paio di guanti. L'animale, un maschio adulto, aveva infatti un atteggiamento particolarmente confidente. Siccome non presentava ferite o anelli che potessero far pensare a un esemplare addomesticato, gli agenti lo hanno portato in ambiente rurale per permettergli di finire comunque la predazione. Una volta completato il pasto, il falco si è involato. Vi parliamo adesso di una iniziativa davvero singolare in ambito sindacale. I lavoratori raggiunti dove appunto operano girando la provincia in camper. In tour per affrontare i problemi dei lavoratori del turismo. La Filcams CGL sceglie il camper
e partendo dal capoluogo lo porterà nelle principali località della montagna bellunese. Un camper per dare risposte ai lavoratori del turismo legate all'applicazione dei contratti e ai diritti che questi lavoratori hanno, pur avendo molto spesso contratti stagionali di breve periodo. La parte alta della provincia nostra, la zona Cadore Gordino ma anche bellunese, ha avuto quest'anno dei numeri importanti rispetto ad attivazione dei contratti. Siamo un più 6,2% rispetto al 2019, che è stato un anno d'oro per il Veneto dal punto di vista turistico. Vuol dire che l'attivazione dei contratti, le persone sono arrivate a visitare le nostre montagne, il servizio è stato dato e i lavoratori hanno lavorato. A fine stagione bisogna verificare se le condizioni contrattuali sono state effettivamente applicate. Contratti non sempre rispettati, lavoro nero e grigio, preoccupazioni per il caro bollette in vista delle riaperture per la stagione invernale, difficoltà a volte a far incontrare domanda e offerta tra datori e lavoratori. I problemi sul terreno e che il sindacato si propone di affrontare sono tanti. È forse cambiato la mentalità e l'atteggiamento di quei lavoratori stagionali. Il lockdown, le chiusure legate alla pandemia hanno aperto ad un esodo anche di lavoratori stagionali verso l'industria. È chiaro che quei lavoratori non tornano più indietro e da qui può esserci la difficoltà, però c'è la possibilità di recuperare il personale, bisogna che anche albergatori, imprenditori si mettano in testa che forse qualche condizione va cambiata. Per mesi non solo è stata al centro delle polemiche, ma la pista da bob a Cortina si farà. Il CIO tramite il presidente Thomas Bach ha dato di fatto l'ok finale all'opera. La pista Eugenio Monti di Cortina ospiterà le gare di bob, skeleton e slittino delle Olimpiadi invernali 2026. La decisione finale di realizzare l'opera non è stata facile, soprattutto in un momento storico in cui l'aumento dei costi rende obbligatorio ponderare più di prima qualsiasi scelta. Visto però che la pista si farà, la provincia di Belluno esprime l'auspicio che sia fatta in modo che sia sostenibile e che Cortina diventi il riferimento europeo per gli sport del ghiaccio. Cambiamo decisamente pagina e parliamo dei problemi legati all'alcol. Se ne è parlato oggi in fiera a Longarone. Terzo congresso di Arcat Veneto, associazione regionale dei club alcolici territoriali per affrontare i problemi delle dipendenze. Voglio spiegarmi il significato della giornata di oggi. Sì, oggi abbiamo il terzo congresso regionale che si svolge qui a Longarone. Per noi è una tappa importante perché abbiamo radunato tutte le famiglie della nostra associazione qui per parlare del nostro futuro e per soprattutto sensibilizzare la comunità locale sui temi che riguardano l'alcol, le dipendenze, i problemi del gioco, eccetera. Strategia di approccio diversa da quella, per esempio, degli alcolisti anonimi. Per Arcat l'alcolismo non è una malattia, ma un disagio, un problema che va affrontato partendo dalla famiglia, perché è tutta la famiglia a patirne le conseguenze. In Veneto, il Veneto è la regione capofila, abbiamo questo tristissimo primato come consumo di alcol pro capite e in particolare tra le province del Veneto la provincia di Belluno è in testa alla classifica, quindi direi che questo territorio ha assolutamente necessità di avere e di trovare una soluzione a questo genere di problematiche. La pandemia ha peggiorato la situazione per quantità consumate, numero di consumatori ed età degli stessi che si è purtroppo abbassata. Per chi stesse cercando aiuto basta scrivere Arcat su Google, individuare il club più vicino e contattarlo. Dall'altra parte ci sarà chi sta solo aspettando di potersi rendere utile. E vi do un aggiornamento dell'ultima ora che arriva da Pordenone. In questa edizione vi abbiamo parlato del fenomeno delle baby gang e di come il pomeriggio in centro a Treviso sia trascorso in maniera tranquilla. Non è successo questo a Pordenone. Così il Gazzettino del Nord-Est, che parla di una rissa con coltellate fra ragazzini in pieno centro, un 16enne colpito al petto e sarebbe grave. Così dunque nel pomeriggio a Pordenone, nel corso tra l'altro dell'iniziativa Pordenone Legge. È davvero tutto per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Vi ringrazio per l'attenzione e buona serata. Entra nel mondo Lolato.
Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Benvenuti al meteo. Pressione atmosferica in rapido aumento, dunque bel tempo, assaggio d'autunno però con clima fresco. Il dettaglio di domenica 18 settembre. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, a parte locali addensamenti più probabili in montagna, in particolare sulle Dolomiti, ma in genere senza precipitazioni. Temperature minime in calo, comprese tra 6 e 11 gradi, massime in lieve aumento invece tra i 22 e i 23 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, su pianura e costa cielo sereno con venti di brezza, sui monti nuvolosità variabile ma senza piogge. Temperature minime tra 8 e 14 gradi, massime sui 20-21 gradi. Infine spostiamoci sul Trentino Alto Adige, dove di fatto avremo ben poche novità. La domenica inizierà con qualche annuvolamento, ma con il passare delle ore il sole sarà via via più presente. Temperature minime intorno ai 10 gradi, massime infine sui 22 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.